Con Lorenzo Trilò al termine della partita, una sconfitta, cos'è mancato per portare a casa dopo comunque il vantaggio, direi meritato nel primo tempo del Chievo? Forse il primo tempo potevamo approfittare di più, i primi 25, prima mezz'ora per il raddoppio abbiamo avuto qualche occasione, non siamo riusciti e peccato perché abbiamo preso l'1-1 proprio a 1-2 minuti dal termine del primo tempo, ci ha un po' tagliato le gambe, però il secondo tempo forse siamo calati fisicamente, abbiamo provato, non come il primo, però purtroppo abbiamo creato due calci piazzati dove abbiamo preso gol e purtroppo è andata così. Esatto, perché oltre a quei calci piazzati comunque è un Chievo che direi che non ha sfigurato contro quella che è comunque la prima della classe non a caso. Sì, sì, no, no, loro sono una squadra forte, non sono a caso lì davanti, però sì, sì, potevamo alla lunga forse, non so se è giusto il risultato, però sì, sì, ce la siamo battuta 95 minuti, e quindi abbiamo dato tutto anche oggi. Questo. Poi dicevamo con mister Allegretti che anche per determinate vostre caratteristiche, con un campo che poi alla lunga diventa pesante, non è facile. Sì, no, non è facile, sia per magari me, Ale, non è facile, perché comunque il primo tempo l'occasione che è ripartito, il campo non l'ha aiutato, perché sennò era uno contro uno col portiere. Sicuramente non ci aiuta, però siamo qui comunque sempre. Poi fuori campo abbiamo visto sugli spalti uno striscione dedicato ai tuoi fan che ti seguono. Sì, 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 un mio amico che mi segue ogni tanto viene a vedere, non sapevo venisse, ma Comunque complimenti tutti meritati perché anche oggi hai fatto una grande partita sempre di ripartenza, la tua sì, falcata sì, sì. lì sulla fascia, nonostante avversari che fisicamente comunque Sì, sì, tenevano. no, 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 certo, no, no, sicuramente oggi sia l'esternato che il terzino erano di gamba, entrambi, anche dopo mi sembra entrato Peli, anche lui comunque un bel giocatore di gamba, però di domenica si incontrano sempre giocatori forti, come la scorsa con il Desenzano, quindi mi faccio trovare pronto ogni domenica. E ora testa la Prosesto. Certo, sì, 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 adesso domani riposiamo, da martedì subito testa al prosesto per trovare, speriamo una vittoria, perché da qualche partita che ci manca, anche se comunque abbiamo giocato con le prime tre della classe, però sì, sì, punteremo a vincere sicuramente. Perfetto, grazie.